Bentornati in un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Una forte ondata di maltempo ha coinvolto lunedì gran parte del nord Italia, soprattutto le prealpi venete, con fiume Brenta e altri fiumi del Veneto in piena, con accumuli di pioggia notevoli e abbondanti, oltre i 100 mm su gran parte delle prealpi, anche sull'Appennino emiliano. Correnti fredde e instabili, proprio per l'arrivo di un ciclone richiamerà dell'aria fredda e instabile verso l'Italia, per la formazione di un minimo sul nord Italia, con temperature che riusciranno a calare sulla gran parte dell'Europa centro-occidentale, in parte anche sull'Italia. Comunque ancora temperature miti per il periodo nel sud Italia, soprattutto sulla Sicilia. Come notiamo, continueremo ad avere sul nord Italia e il Veneto l'affluenza di correnti fredde instabili fino al 5 di novembre, con condizioni meteo fino a domenica ancora incerte, con instabilità sparsa e temperature nettamente in media con il periodo, anche se leggermente sotto media questo weekend nel sud Italia, da venerdì, quando entreranno sotto la media per l'arrivo di precipitazioni. Possiamo notare dalla grafica come l'arrivo della perturbazione a giornata di giovedì già al mattino riuscirà a portare dei forti fenomeni sulla Lombardia, sul Levante Ligure, sul Trentino, Alto Adige e sul Veneto, con fioccate di neve sui 1800 metri, in successivo rialzo entro la serata per l'arrivo di forti venti di libeccio e scirocco lungo la costa, con possibile acqua alta a Venezia. Questa la grafica come mostra infatti il forte peggioramento che andrà allontanandosi dalla nottata di venerdì, portando nevicate anche sotto i 1500 metri nella nottata e mattinata di venerdì. Condizioni meteo poi che seguiranno stabili fino al pomeriggio di sabato, con nuvolosità sparsa, ma con l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà nuovo maltempo sul centro-nord tra la serata di sabato e poi la nottata e parte della mattinata di domenica, soprattutto ancora una volta sulle Dolomiti, ma anche sulle pianure venete, specie centro-orientali. Possiamo notare dalla grafica infatti come gran parte del centro-nord Italia risentirà di accumuli moderati sulle prealpi venete, Dolomiti meridionali, sulle prealpi lombarde, Orbie, il Basso Trentino, il Levante Ligure e sui crinali appenninici emiliani. Qui gli accumuli potranno anche attestarsi oltre i 100 mm di pioggia a fine evento. Con questo concludiamo l'appuntamento meteo. Vi ricordiamo di prestare attenzione non solo al vento, ma quindi anche alle possibili esondazioni e alluvioni. Grazie per la visione, continuate a seguirci.